Dai, vado adesso con la sigla, va, ci sono. Vado? Vada con la sigla. Oh, la sigla! Benvenuti, mi fan Friuli Venezia Giulisti e mi fan Venetisti. Ho detto anche bene, pensavo di non farcela. E Benvenuti a invece, ce l'abbiamo fatta. E benvenuti a Osteria puntata 0001. Dunque, faccio questa piccola premessa che sarà velocissima, tipo FAC, e poi passerò la brocca al mio amico Dave. Quindi, veloce veloce, cosa comunque, è? tra brocca, buon vino, Questo io qua... sono bravo. Ho fatto la grande. È carina come cosa, ti passo la brocca. Va bene, cos'è Esatto. osteria? Osteria, allora, cos'è l'osteria? No? Wikipedia scrive, quindi questo lo leggo che mi sono fatto proprio la paginetta, l'osteria è un esercizio pubblico nel quale si serve prevalentemente vino e in alcuni casi cibi e spuntini. Ben presto divennero anche luoghi di incontro e di ritrovo di relazioni sociali. Il vino era l'elemento immancabile intorno al quale giravano il cibo, le camere da letto e la prostituzione. Ok, ok, noi non vogliamo arrivare a questo, ma avete capito, ti giuro che era questa, Dave, era veramente, c'è scritto così su Wikipedia. E il nostro vuole essere quindi un punto di ritrovo easy, senza paranoie, in scioltezza. È per quello che ce Potevamo l'hai fare, davanti osteria, per la parola esatto. risi. Io pensavo che fosse per Electronic Osteria, no? Vabbè. No, no. Potevamo fare tramite varie piattaforme, Zoom, Meet, insomma, cose che si sono utilizzate durante il periodo che sappiamo bene, che conosciamo bene, ma noi abbiamo preferito qualcosa di più sciallo, farlo solo Più tramite easy. voce. Esatto. Però nulla vieta che si potrà upgradare, si può dire, Dave? Insomma. Sì, si può dire, dai. Italianizziamolo Ostro, questo termine. si potrà aggiornare, insomma, in qualcosa di più tecnologico e stravolgere la cosa. Boh, chi siamo? Questi punti ce l'ho scritti, eh? Cos'è osterie, chi siamo? Allora, chi siamo? Quindi ho il compito di presentare noi, i due osti, quindi così come c'è la brocca ci sono i due osti, l'oste numero uno, no, anzi l'oste, non c'è né il numero uno né il numero due. Io sono Greg, sono presidente del MiFan Club del Friuli Venezia Giulia, fuori di brocca. Comunque con me c'è Dave, cioè scusate, Davide, sono abituato a chiamarlo Dave, presidente del MiFan Club del Veneto, al quale appunto dopo passerò la brocca. Quindi dovete pensare a noi come due osti imbriaconi che lo fanno non per guadagnare con la propria attività, ma per avere la scusa di bere con gli altri, cioè con voi. Quindi è come se fosse, cioè noi siamo i proprietari, però alla fine l'osteria è di tutti. Perché insieme, perché Friuli Venezia Giulia e Veneto, questo è l'altro punto, perché siamo cugini con 3G, e se qualcuno fa la battuta del 4G o 5G è pessimo. Il Veneto e il Friuli Venezia Giulia sono legati da fattori storici, è vero? Vicinanza, territorio, vigneti, prosecco, il mare, la Alcolismo. pizza, esatto, l'alcolismo, la pizza, il mandolino, il pane carasau. No, adesso scherzando. Ci unisce la tradizione di lavorare, bere e stare insieme per divertirci. Questo me l'ero segnato perché ho detto questo fa figo dirlo. E poi c'è qui il fattore primario, insomma, che però non deve essere assoluto, che è il fattore Xiaomi, e tutta la tecnologia in generale. Quindi potremmo anche parlare di altro, tipo io oggi vorrei parlare del bonus, insomma, Dei dei cosi, là, monopattini. dei monopattini, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque le regole non ci sono, quindi non ci sono regole, siamo in una, lo dico, poi magari lo devo bippare, comunque siamo in una fotteria, anzi no, è osteria, quindi basta essere educati, non accavallarsi, anche se però ci sono tante persone in questo momento online con noi, quindi non ci sarà il rischio di accavallarsi. E ricordarsi che in osteria non si fa credito. Questa cosa me la sono segnata perché mi faceva figo, non so, l'avevo sempre letta nell'osteria, non si fa credito e mi faceva figo Per dirlo. colpa di alcuni ubriaconi l'osteria non Ah, è fa più vero, è vero, credito. è vero, è così, c'è scritto proprio così. Quindi, fine, scusate sta mega premessa, ma insomma, dovevo fare la intro perché poi fa carino, eccetera, eccetera. Io spero che questa puntata possa poi venire una sorta di podcast, qualcosa che si possa ascoltare, non lo so. Comunque, poi vedremo con il nostro sapiente copia taglia e incolla se si potrà fare qualcosa. Quindi adesso passo la brocca a Dave, che può dire quello che vuole, così non faccio più la parte del tiranno. Bene, grazie per la presentazione, caro Greg. Allora, di cosa parliamo oggi? Boh, di quello che ci pare e piace, insomma. Io direi di iniziare comunque con questo grandissimo Pocophone F2 Pro,
Sì, del quale abbiamo visto la presentazione pochi giorni fa, almeno. sì. Io l'ho vista sporadicamente perché stavo lavorando. Però, che dire? È un rebrand, è un K30 Pro Europa. Ah, proprio tu già la spari, insomma, sulla polemica. Esatto, Ho capito. esatto. È un Redmi K Pro, è un Redmi K30 Pro globalizzato praticamente per il mercato Mhm, europeo, per il mercato globale. Io mi aspettavo chissà cosa, un prodotto a poco prezzo, come lo chiamavano loro, un flash. Flagship Skiller. Esatto, non mi veniva la parola. Io forse ho Io mi messo un aspettavo. S in più, però chi se ne Esatto, frega, un siamo in flash. osteria, già siamo al primo bicchiere, quindi va bene così. Tu ti aspettavi, insomma, Esatto, che fosse tipo il primo Poco, no? Il Poco esatto, F1, che sì, sì, fosse, sì. come si dice, Ovviamente, sì, non mi aspettavo. Il Poco F1, ricordiamo, non aveva questa gran qualità della fotocamera, però comunque aveva prestazioni ottime, aveva mm, mm, l'845, mm, mm. uno schermo, non mi ricordo se fosse AMOLED, Io però intanto ieri comunque. ho scoperto, ah scusami, allora io intanto ieri ho scoperto che era uscito già a gennaio, febbraio, adesso non mi ricordo, Sì, che sì, era sì. uscito il Poco X2 in India, comunque non era global, no? Non era un evento globale, almeno io ho capito così, non so, non vorrei dire una stupidaggine perché effettivamente un po' di confusione c'è sempre con Mhm. Xiaomi, Poco, E Redmi con le varie Redmi. uscite indiane, Mhm. cinesi, Sì, sì. eh, sì, solo in Friuli, solo in Veneto, solo queste cose. E insomma, allora, quindi già era il K30, no? Quindi questo qua Sì, era quasi scontato che fosse il K30 l'altro Pro. Pro, giusto? Sì. Sì, sì, Quindi ci il aspettavamo che K30. fosse così. Ti dirò, Sì e no, nel senso che comunque il Poco F2 non è che non l'hanno pubblicizzato ovviamente nel mercato globale perché si è solo riferito al mercato indiano e a livello global esatto. nessuno se lo caga. Allora, Però andiamo nello comunque specifico, no? Cioè, parliamo sì. proprio di come è fatto, adesso senza, perché sicuramente chi ci ascolta avrà già visto Mhm. notizie, avrà sentito magari la diretta con noi, no? Abbiamo fatto la diretta insieme della, della presentazione, è stata carina, una cosa che abbiamo fatto poi sempre su Discord, però comunque insomma c'è lo Snapdragon 865, c'è Che un è bel quello display da che 67 ovviamente pollici. Dimmi, dimmi, dimmi. che è ovviamente lo Snapdragon 865 che aumenta sul prezzo perché, dai, stiamo Siamo lì. parlando comunque di un cellulare che 500 euro, non so quanta gente li darebbe via appunto, per un cellulare che si chiama comunque Pocophone, cioè fa quasi Ma ridere il poveri, nome. Sì, ma poveri, dai, ma sta cosa del poco, io adesso voglio dire questa cosa, no? Io capisco che effettivamente in Italia sono un po' strano, no? La parola sì, poco, sì. sa de poco, poco, insomma, potevano fare di più, no? Tutte quelle cose lì. In realtà io so che c'è una sorta di, non so, ne avevo parlato una volta con un ragazzo che faceva proprio questo lavoro qua, c'è una sorta di società in Inghilterra che si occupa proprio di questa cosa qui, cioè loro, sto facendo una parentesi, insomma, faccio perché noi in questo podcast facciamo anche cultura, comunque veramente Quando c'è, possiamo. esatto, praticamente c'è una ditta che si occupa proprio di verificare i nomi, i nomi, i brand, ma anche tipo le varie come ti posso dire, le sovrapposizioni di brevetti, cioè si occupa di un po' tutto, no? Sia dal copyright del nome, dalla sovrapposizione dei brevetti, qualsiasi cosa, l'ho già detto, però insomma non so cosa dire in più. E quindi praticamente fanno questa cosa qua. Probabilmente in Italia non si sono accorti che c'era questo nome, però tipo io leggevo una volta Sì, poi con lui, che per esempio tanti anni fa c'era stata mi sembra la Ford o qualcosa così, che aveva fatto aveva messo il nome a una macchina che aveva poi il nome di urina, detto in modo più volgare, che cerco di utilizzare meno parole volgari, sennò poi è tutto un bip e tutta una censura che dovrò fare io con il montaggio. E quindi praticamente c'era questa parola che in Spagna significava urina in modo volgare e quindi hanno dovuto fare praticamente il nome in tutto il mondo in un certo modo e poi solo in Spagna hanno dovuto trovare un nome alternativo. mhm. Quindi vabbè,
questa è una piccola parentesi per dire che effettivamente il nome è un po' strano, suona strano in Italia, perché tipo tu immagina la classica, ciao Dave, sai, mi sono comprato il telefono nuovo. Dave naturalmente non ne capisce, no? Cioè lui Esatto. non è Ah, un ma cosa hai preso? Un nerd. Samsung, un iPhone, una Huawei? Cosa hai preso? Ah, mi sono preso un Poco F2 Pro. Poco. E quanto l'hai pagato? Poco. Ecco, vedi, cioè ci fermiamo già qui, perché già, cioè, già, per esempio, una delle cose, degli errori che si fa quando si presenta un telefono Xiaomi, la prima cosa da non dire è che è un telefono cinese, perché la gente associa a qualcosa di scarso, no? In un certo senso, Sì, che ma a parte che comunque dura poco. ripetiamo, a Huawei viene prodotto in Cina, Samsung viene prodotto in Corea, Apple viene assemblato in Cina, quindi Sì, 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 voglio assolutamente. dire ormai... Anzi, a proposito di Apple, sai che la Cina vorrebbe chiudere? Quando dice Apple scatta subito il Mosconi con... Vabbè, no, vabbè, non dico più nulla. No, vabbè, no. No, la Cina voleva E chiudere, voleva mandare via, vuole mandare via la fabbrica di produzione dell'Apple dentro dalla ridurre, Cina. no? Sì, sì, Ridurre la produzione, spostarsi più in esatto, esatto. India, però so che in India sono abbastanza cattivoni, no? Con fabbriche che vogliono, cioè con l'apertura delle fabbriche, che devono rispettare determinati requisiti e fare determinate cose specifiche, tipo che ne so, ehm, devono produrlo e venderlo in India ad un prezzo accettabile. Non so, c'erano dei paletti che venivano indicati dal governo indiano per poter produrre in India, cioè insomma non fanno Casino, mero insomma. sfruttamento e basta. Sì, comunque sempre difficile, insomma. Vabbè, Così, a mi parte... merito un extra life per quello che ho detto. Va bene, niente. Questo è solo per giustificare la mia soundboard. Cioè, ti ho detto che è una delle cose che mi fa... Sono veramente contento di questa soundboard. Acquistata Più- appositamente per... Esatto, solo per fare queste cose qua. Sono veramente carine, eh? Cioè, non lo so, tipo, che ne so. Ecco, per esempio, facciamo una prova. Sei pronto, Dave? Vai, sono pronto. Allora, adesso io ti farò la domanda e tu dovrai cadere nel classico tranello dei tranelli, no? Tipo, Ok. oh, senti, Dave, lo sai che ti saluta quella che ti ha visto l'altro giorno? Chi? Ah, sono troppo contento della mia soundboard, ti giuro. Vabbè, mi vergogno tantissimo. Per esempio, ce n'è un'altra che è bellissima questa cosa. Senti qua, sei pronto? Sono pronto, vai. Chi è? Attenzione, Ah. allontanarsi dalla linea gialla. Bellissimo, vabbè, sono contento. Niente, comunque, Comunque, tornando al riprendendo il discorso, discorso, esatto, ci perdiamo, qua facciamo un'ora di puntata, qua, andiamo avanti, perché siamo a stavamo 15 dicendo minuti. che comunque questo K30 Pro, che appunto è un rebrand del Redmi, ovviamente lo fanno uscire a livello globale perché da quello che io so, Redmi prende di più verso il mercato cinese e indiano rispetto a Poco. Esatto. E poco Quindi vuol ha dire... fatto cioè tu vuoi dire che poco ha fatto breccia sugli indiani, giusto? No, ho No, sto capito dicendo bene. che Redmi ha fatto breccia su indiani, mentre Poco, quando cioè Redmi sì, comunque, storicamente Redmi ha sempre fatto follie, no, in India, però eh, so che poco ha preso bene, no? Cioè il Poco F1 insomma è certo, stato però voglio sviluppato. dire, Redmi, voglio dire, partiamo del esempio, Redmi K20 Pro, Sì, non è altro che il Xiaomi Mi 9T Pro, sì, cioè in Italia l'hanno venduto come Xiaomi perché appunto Redmi non lo vedevano tutti come un telefono abbastanza economico, cioè la fascia economica sì. Xiaomi. Quindi se noi dobbiamo dividere Xiaomi abbiamo la serie Mi Mix che è il top del top, Mm. la serie Mi che diciamo che è sotto il top del top e poi abbiamo la serie Mi Note. Dopo il Mi Mhm. Note abbiamo Redmi Note che sarebbe la fascia top della serie Studiato, Redmi, Dave, esatto, e poi c'è Extra life per te. Vabbè. e poi c'è la serie Redmi, che sarebbe la versione economica del gruppo Redmi. Quindi vendere un telefono Redmi K20 Pro
in Italia con specifiche al top di gamma che non fosse marchiato Xiaomi, ovviamente sotto il punto di vista del marketing non avrebbe così tanto attirato come Xiaomi. Ma questa è la tua idea, cioè Sì, non ci questa è la mia idea, sono... ovviamente. No, Sì, non sì, ho sì, nulla sì. a confronto, però voglio dire, un Redmi K20 Pro a 300 euro quando tutti i telefoni non superavano i 200 euro, fa un certo scalpore, no? Invece se tu vedi uno Xiaomi che costa comunque 320, che ha uno Snapdragon 855 e comunque sono 340 euro, 380 euro, dici, ah, però non è che costa così tanto come il Mi 9 o il Mi Mix 3. Sì, sì, sì. Non so, vedremo un attimo come andrà questa cosa del Poco. Non so se venderanno, non venderanno, non so. Però effettivamente su carta sembra, insomma, non gli puoi dire niente, a parte il nome, e a parte il launcher che io... Tu adori, no? Io so che a te piace il Poco Launcher, giusto? Dove Io il utilizzare Poco Launcher lo uso, però adesso, siccome ho installato la MIUI 12, Mm, ho messo il drawer della MIUI, il mm. launcher della MIUI, solo Non senti la perché, mancanza. no, perché diciamo che scorrendo verso sinistra ho tutte le notizie Discovery di Google, mettiamola così, Mhm. e Capito. quindi chi col poco Quindi perde. insomma, a me onestamente non piace, il Poco Launcher non mi fa impazzire, però magari è solo questione d'abitudine, forse col fatto che spazio, che cambio spesso telefono e quindi anche brand, nonostante forse non dovrei dire, non sto scherzando perché alla fine non ci paga nessuno, noi siamo solo appassionati di Xiaomi e Esatto. basta. Quindi cambio spesso, mi fa piacere tornare certe volte alla MIUI, soprattutto adesso la MIUI 12, ma non ne parliamo perché se no mi spoileri e mi distruggi tutta la scaletta e le future puntate, caro Dave, e ti ho frenato subito. E quindi sì, ti dico, su carta almeno sembra andare bene, no? Cioè nel senso ci sono tutte le carte in regola per poter... Cosa manca? Manca solo il refresh rate che è a 60 Hz e non... Che se non mi sbaglio il refresh rate a 90 Hz c'è sul K30. Sì, se non erro, sì. Adesso non vorrei dire una stupidaggine, comunque ragazzi, chi ci ascolta ci perdonerà perché non è che ci prepariamo tutto, insomma siamo così più o meno, siamo come voi, siamo dei nerd come voi, con i nostri dia. E quindi sì, se non sbaglio è proprio così. Però ti dico, poi ho soprattutto visto anche i commenti, no? I commenti sono tutti entusiasti, ah, fantastico, fighissimo, me ne compro 2 chili, che non è che ci vuole tanto fare 2 chili perché 220 20 grammi di telefono, alla fine sono 4 Pocophone, quindi non è che... Va bene, comunque insomma ci sono tutte le carte in regola per avere un mega Best Buy, oddio, ripeto, mega Best Buy per la fascia di prezzi e considerando che abbiamo l'865, 5G, insomma, quindi che Mm. come sappiamo è il tallone d'Achille di quest'anno di un po' tutta la Sì, community, cioè bisognerà è aspettare stato secondo me un altro anno per poter vedere prezzi esatto, abbastanza... cioè è stato un colpo al cuore, tu mi confermi che è stato un colpo al Sì, sì, cuore sì, vedere sì. un Mi 10 a 1000 euro, Sì, la sì, soglia veramente svenivo. psicologica ha Ma perché ucciso, siamo sempre lì, cioè finché non ti fai conoscere come brand in Italia, sì, per carità, lo conoscono, però molta gente, io so, allora, escurso, non vorrei dilungare tanto la puntata, però ho la fortuna di avere un Mi-Store qua a Venezia, ok? Ah, te lo sei comprato? Sto scherzando? No, magari. Però ho fatto un po' di amicizia con i commessi che ci sono dentro, che mi hanno visto, poi abbiamo degli amici E questi comuni. commessi sono magari bionde, no? Esatto, no, no, no. Scherzando. E, e Eh. loro mi hanno detto che hanno venduto di più i Redmi Note 7 e 8, cioè nel senso non hanno Beh, venduto telefoni c'è Xiaomi, stato, c'è capito? Quindi stato hanno avuto... il rapporto qualità-prezzo, questo soprattutto il passaparola dell'anno scorso del Redmi Note 7, cioè Eh, eh, pure, eh. pure la signora delle pulizie del condominio mi fa, oh Greg, ma cosa compro? Il Redmi Note 7, vero? Cioè anche lei lo sappiamo Sì, per tutti, la quello dico, casalinga di Voghera classica, c'è quindi stato un voglio dire, passaparola proprio urlo. In Italia Xiaomi non so quanto abbia fatto, quante vendite abbia avuto, quante persone abbiano comprato, perché Mm, mm, mm. se parliamo dal punto di vista utente consapevole, utente che qualcosa ne capisce,
diciamo, non bisogna avere chissà quale capacità intellettive per montare un telefono, ma solo la conoscenza che ci sono mercati alternativi online, no? Dove un telefono te lo lanciano, lo stesso telefono, versione global, magari vabbè non c'è la banda 20, ma sappiamo che la banda 20 è solo se in quelle situazioni in cui il telefono non ha tanto campo, la linea non No, c'è io tanta sono un linea. difensore della banda 20, eh. Qua possiamo fare una puntata intera, banda 20, quindi credo contro Dave. La banda 20 serve, raga. È inutile mentirsi, poi dopo che ti viene a costare 100 euro in meno il telefono, vuoi taroccarlo, montarlo, fare tutto quello che puoi, sono cose fighissime, Comunque, a però parte onestamente questo, la banda 20 ci vuole. E faremo una puntata su questa e scatta anche un... E quindi... a parte vabbè che adesso Eh, che col 5G le... attenzione Dave, hai sentito l'Inception Sì. button? A Ho parte visto che che c'è online, aspetta, interrompo, scusami, tanta arrabbiata. Ho visto che c'è Toraso online. Toraso, vuoi salutarci intanto? Sì, salve, vorrei fare un saluto ai miei genitori. Ciao mamma, ciao papà, vi voglio bene. Salutiamo anche noi, i genitori di Toraso, che sappiamo che noi li conosciamo da tantissimi... No, assolutamente no. ci stanno seguendo. Esatto, sono i Secondo me nostri più i genitori fedeli di Trump ascoltatori. stanno là vicino È presente quando non c'era la TV che le famiglie stavano intorno alla radiolina con le monopole? Secondo me stanno così in questo momento i genitori di Toraso, sono lì che Stanno tutti i genitori e i nonni di Toraso sono davanti a un Redmi Note 7 della mamma di Toraso che stanno ascoltando. Vabbè, basta. Toraso, tu sei un nostro collega fan, quindi un nostro oste. No, così, aiutami, Dave, ospite. cazzo. Il nostro ospite. No, ospite, è socio. L'altra volta quando eravamo alla presentazione del Pocophone, cioè, la cosa fighissima era che tu, insomma, vedi una tastiera Blue Cherry, giusto? Mi confermi? Brown Cherry, sì. Brown Cherry, scusami, si vede che non ho studiato. Che tu adesso ci farai sentire perché fa fighissimo, fa un po' anche Riccardo Palombo quando fa le sue... Vai, facci sentire. Vai. È tutto quello che ho questo. No, un altro po', fai una bella svirgola, scrivi qualcosa, dai. Quindi, Toras, vuoi dire qualcosa sul Poco F2 così poi cambiamo discorso, oppure lo ampliamo, oppure non lo so. Sì, ho già sentito che avete parlato molto che è un po' una copia del noto Redmi K30 Pro. Mm-hmm. Tu lo Sono compreresti? comunque anche io sull'idea di Carcalo, che è solo in realtà un modo per vendere anche in altri mercati, che non sia solo indiano. Sì. O solo cinese. Ma forse anche in realtà per avere, non lo so, cioè a me dà l'impressione che Poco sia un sub-brand, no? In un certo senso. Sto scoprendo l'acqua calda, penso sappiamo più o meno tutti che è così. Non so onestamente quali siano le strategie e peccherei di presunzione nel cercare di dare una sorta di spiegazione a ciò che fa Xiaomi, anche perché dietro c'è una mega multinazionale e penso che sappiano cosa stanno facendo. Non lo so, cioè, Vabbè, non so. comunque Se volete vedremo i risultati. Non lo so, vorrei spiegare qualcosa ma sono andato in errore. Quindi basta così. Era solo un'altra scusa per la mia sonda. Vedremo i risultati fra un po' di tempo tra le vendite del Mi Note, no, del Mi 10 Pro, Mi 10 e del Pocophone F2 Pro. Esatto. Vedremo cosa sarà, quale sarà il bilancio. Fa sorridere comunque il fatto che il prezzo, qual è il prezzo di lancio che abbiamo visto online durante la presentazione? Esatto, mentre adesso no, cioè adesso qualche giorno fa, non mi ricordo, 13 maggio. Visto il 13 maggio era che già era in offerta su un portale di cui non possiamo dire Gearbest il nome, era a 4,66, cioè insomma già era in offerta, quindi street price. Sì, però siamo sempre... Allora, scenderà il prezzo. Sì, ma adesso stavo leggendo che comunque dovrebbe uscire il Pixel 4a e là sono 400 euro di cellulare. Perché hai buttato questa tanica di benzina sulla discussione? Fammi capire. Cioè,
Voglio dire, no, come prezzo, capisci che con 400 euro ti dicono vuoi un poco o vuoi un Pixel 4a? Allora, io a quanto credo questa puntata sarà impossibile da gestire. No, vabbè, però è una puntata al pilota, quindi ci sta. Allora, secondo me quello che hai detto è relativo, nel senso che ti do ragione, perché comunque dietro i pixel c'è un po' la pace dei sensi, no? C'è il nirvana, no? In un certo senso, quel nirvana che in un certo senso c'è con la Apple. Però io ce l'ho a morte con Google e con i pixel perché sotto sotto io rimpiango i Nexus, no? Quell'idea che te lo faccio pagare poco, non è tantissimo, però ti voglio bene, c'è tutto quello che c'è e serve, funziona e fa bene. Complimenti Greg per l'analisi che hai fatto, vantati. Comunque sì, insomma, mi manca un po' quello, no? Il fatto che ci siano adesso questi pixel che costano tantissimo e tu però mi dici che adesso costerà meno, però dove arrivo al dunque, mi sono perso, è che comunque sono dei telefoni che cioè, c'è ancora il sensore dietro. Non si può. Non si può nel 2020 Sul 4A. vedere sul 4A, quello che dicevi tu, no? La tua tanica di benzina era quella, giusto? Sì, però guarda, io ti dico, io preferisco il sensore dietro rispetto a quello sotto schermo, poi sono gusti. Ma sono gusti strani, tu hai uno scherzo, però no, dai, ormai, cioè, non si può vedere dietro, ma scusami, anche quando devi, cioè, ogni volta devi tirarlo su, piuttosto Ma aspetta, capisco. ma dipende cos'hai, perché io col mio Mi 8 ho lo sblocco facciale, quindi io, anche se ce l'ho appoggiato faccio doppio tap e mi si sblocca guardando il cellulare. Quindi tu mi vuoi dire che non hai mai fatto l'effetto strega strega, no, com'era? Specchio specchio delle mie brame, quando tu ce l'hai poggiato sul tavolo e devi cercare di prendere mira, fargli capire al No, telefono che sei tu. ma in realtà mi prende anche con la mascherina, quindi non so se sia un problema di... Cioè io adesso È ce il l'ho... primo riferimento al coronavirus che fai. Vabbè, comunque, vabbè, ce No, l'avevamo fatta. anche con la mascherina mi ci piglia, quindi o è un errore del sensore infrarossi che dice, boh, approssimatamente sei tu, oppure A prossima funziona... scusa? Comunque, all'incirca No. sei tu. Chissà che Però ti dico, guarda, però io adesso Giustificate la mia. io adesso ce l'ho appoggiato sul tavolo, sono seduto in posizione eretta con la schiena, faccio doppio tap, mi sporgo un attimo in avanti e lui mi prende. È quello, devi fare un pochino struzzo, no? Per farti vedere. Vabbè, ma Allora, piuttosto che intanto bello... una cosa sola, scusate se interrompo e faccio anche un po' il tiranno, però giuro che è solo perché ho la soundboard e basta. Allora, intanto mi ero promesso che ogni volta che dicevamo coronavirus, premessi il tasto. Però poi dopo, insomma, è troppo lungo. Però me l'hai detto tu comunque, non l'ho detto io. sì, no, me l'ero promesso io. Allora, intanto vedo che, allora, aspetta, faccio anche questo. Intanto mi accorgo che c'è un altro utente online in questo momento al nostro canale server di Osteria ed è Rick99 che ha appena disattivato il microfono. Perché l'hai fatto? Vabbè, niente, comunque è online. Perché è in bicicletta che sta correndo, quindi se non sentiamo... Ah, è vero, quindi lui ci sta ascoltando e sta cercando di non farsi investire perché si sa che è Esatto. l'unico scopo di tutti i ciclisti del mondo di non farsi investire. Vabbè, allora ti salutiamo. Se vuoi fare un saluto al volo, tipo ciao ragazzi, tipo una cosa così, no? No, sono vivo. Vi Ciao, Rick. siete persi che mentre mia mamma gli è caduta la catena davanti a me, quindi... Se vuoi faccio questo soundbar. Esatto. Ci sta Simpiardi. Okay. Boh, allora se vuoi puoi staccare oppure ti fai... tranquillo, vi sto ascoltando. Ah, ok, sono contento. Anche Quindi, lui insomma, con sua madre vicino alla radiolina di Minute 7 ad ascoltarci mentre sta aggiustando un'officina, non ho capito. Comunque, basta esatto. che non dico più stronzate, comunque... No, che stronzate non lo dire, devo fare il beep, che palle, vabbè dai. Va, a questo punto ne faccio un altro di beep, stronzate. Ma stronzate mica si dovrà bippare. No, stronzate no. No, io so che è dottor Ase che ha fatto studi non lo so, e sulla censura, giusto?
Sì, l'ho fatta a Napoli, in provincia di Verona. Ah, ok, infatti mi ricordo che poi hai preso anche il master, se non sbaglio, ad Avellino, in provincia di Messina, giusto? Esatto. Sono dovuto un po' Chiarissimo. andare all'estero per il master, però esatto. Questa era una battuta razzista, ricordalo, che questa verrà odiata da tutte le persone. Non facciamo il luogo comune che è il nord-est, anche che poi col mio accento non possiamo fare questa cosa qua, quindi va bene. Che è una cosa non da poco. Il Pocophone ha una potenza nucleare, cioè il fuoco che è sotto il poco, e la community, no, degli indiani, non sto scherzando, voi sei razzista solido. No, è vero. Gli indiani che adorano customizzare, moddare, insomma, i Pogo, no? Almeno questo succedeva con l'F1. Quindi speriamo, no, speriamo, beh, lo spero, insomma, credo intanto se andiamo. E niente, quindi insomma, io penso che potrebbe essere un Best Buy anche in India, quindi di conseguenza fare breccia nel cuore degli indiani sviluppatori, no? Dei developers indiani, e quindi poi dopo tutto ciò che ne consegue, no? Cioè tutti i vari custom ROM, eccetera, eccetera. Quindi insomma la community, alla fine avere una community dietro, e noi che appunto siamo anche una community, è importante, cioè è fondamentale per un brand e per un determinato telefono e per la sua longevità, giusto? Mi confermi, Dave? Ho detto delle cose fighe? Io confermo. Esatto, se volete faccio partire. Non c'entrava niente, però era per fare capire che ce l'avevo. Non so neanche come bloccarlo poi dopo. Vabbè, lo sfumo. Se posso Niente, fare ragazzi. un aneddoto sull'importanza dei modder. Assolutamente Comunque, sì, però prima scusami un attimo che ci sono delle persone che si stanno avvicinando ed è pericoloso. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Ok, grazie. Puoi andare, Toras, vai. che dentro l'armadio ho ancora un Samsung Galaxy S2 e nonostante la sua età è ancora molto sopportato dai modder e ha comunque ancora una vita. Quindi si può pensare ad un futuro in cui un Poco F2 Pro tra 10 anni sarà ancora sopportato da degli indiani che avranno Android 20. Ma aspetta, io devo farti una domanda. Tu dici supportato o sopportato? Sto scherzando, era una battuta! Ah! Va bene, comunque sì, effettivamente. Quindi ancora c'è gente che si mette a sviluppare ROM. Guarda, io ho un cioè, si mette a S4. cucinare roba per l'S2? Ragazzi, S2 significa che è tipo un 1000 mAh di batteria. Cioè siamo ai livelli di. Cioè la stessa batteria della Mi Band 4. Cioè tipo Guarda, io c'ho un S4, l'altro giorno volevo attaccarlo al PC per metterci su una custom ROM. Madonna mia. E vabbè. Sì, Ma non tocchiamo questo tasto, a proposito di tasto, soundbar, no scherzo, che sappiamo benissimo che nel mio Friuli, nel mio fan club del Friuli Venezia Giulia, c'è uno zoccolo duro di possessori del Mi 6 che insomma sono dei fanatici proprio del Mi 6, che li saluto anche se non sono online, veramente gli merito che si brichino il telefono. Io li rappresento tutti. Esatto, vero, c'è Ricky, giusto? Non me l'ho dimenticato che è online. Di qualcosa, Ricky, su questa cosa. Vergognati pubblicamente, fai outing di questa cosa, vai. No, allora, un po' perché c'è No, allora, dico solo una cosa sul discorso dell'F2. Vai. Tanto poi taglio. Scherzo! Ho scritto a Hugo, non so se fate immagine. Ma non abbiamo sentito, aspetta un attimo, ripeti che c'è stato un attimo Terminator che si è impossessato di te. Scusa, dicevo che ho scritto a Snuggle che aveva fatto la storia sul Poco F2. Sapete chi è Snuggle? Penso di sì. Beh, adesso ci stai prendendo proprio per dei 4 beduini, insomma, che scendiamo. Non si sa mai. Poi gli ho detto quello che avevo detto anche l'altro venerdì, no? Il fatto che secondo me l'F2 cercava, era uno smartphone senza un target, no? E lui poi mi ha detto: ma non sono d'accordo perché riprende un po' quello cercando di migliorare un po' qua e là.
No, riprendi un po'. Cioè che avevo detto che l'F2 rispetto all'F1 era uno smartphone senza target. Ok. E lui mi ha detto, ma non sono del tutto convinto perché buono aveva l'F1 e migliora un po' dalle altre parti. Poi, ovvio, il mio discorso è anche quello che finché c'è solo l'F2 va bene, però se mi fai uscire F2, 10T e Redmi K, man, ti fai concorrenza da solo. E già secondo me si rischiano di farsi tanta concorrenza da soli col Mi 10, perché veramente le vendite del Mi 10 saranno un po' anche Hola. se tu vedi che il Mi 10 vende bene nonostante la pandemia, allora vuol dire che è veramente fatto centro. Ma se questa cosa non succede, rischi veramente tanto. Ma raga, allora, secondo me succederà già così, che il Mi 10 non è che venderà più di tanto, soprattutto in Cina, secondo me, perché in Cina vedono tutti i Redmi, vanno matti per i Redmi K. Vedi il Mi Note 10, l'hanno tolto fuori dalla produzione perché non vende. E se già un telefono, il Mi Note 10, che comunque costava 600 euro quando è uscito in Italia, adesso in Cina comunque qualcosa meno, però se già il Mi Note 10 non vendeva e hanno bloccato la produzione, quanto mai potrà vendere in Asia un Mi 10 al doppio del prezzo? Hanno cercato di entrare in Europa un po' più forte, diciamo così. Sì, quello sì, solo che in Cina ovviamente, in Cina mi sa che il Poco F2 Pro non lo venderanno solo il Redmi K30 Pro. No, comunque... il Poco è fatto apposta per l'India, cioè cacchio, hanno fatto un caso che si chiama Global Launch. Io dico in Cina, solo per il mercato cinese. Ma il Poco non è pensato per la Cina, palesemente. No, per quello dico, non si faranno concorrenze, perché comunque sono Redmi K30 Pro sarà solo per la Cina, Poco F2 Pro sarà per l'India e globale. Quindi loro vanno dividendo i mercati. La mia paura è che comincino a vendere anche il K30, eccetera, anche altrove, no? Se tu vendi solo Poco F2 su brand, con altre denominazioni, tipo che ne so, Farfallina, i Pro, cose così. Allora, sì, esatto. Se mi metto in mezzo per due cose che mi sono già dimenticato perché soffro di Alzheimer. No, scherzo. Una è innanzitutto devo fare, poi dopo farai i saluti, però è appena entrato Gallu, che sarebbe Nicola. Hola. Gallu! Ciao, ero in abbiocco. Adesso aspetti, caro, finiamo il discorso, scherzo, dopo ti salutiamo. C'è il Mi 10. Io lo difendo, cioè onestamente io lo difendo, ragazzi, è inutile mentirsi, sapevamo sin dalla fine dell'anno scorso, quando che hanno presentato, Qualcomm ha presentato alle Hawaii l'865, cioè lo sapevamo che avrebbe avuto dei prezzi altissimi e di conseguenza Xiaomi con il suo 5% di ricavo, almeno questo è quello che ha sempre dichiarato, non poteva fare un prezzo basso, quindi il Mi 10 sappiamo che... fammi parlare, cavolo! Dai, che facciamo fare le pubblicità là alle 8, voglio dire, certo che il prezzo... Chissà che non mi incazza, No, scherzo, no, però veramente io lo difendo perché, ragazzi, mi spiace perché da un lato avrei voluto comprare il Mi 10 anch'io, cose varie, però il millino non lo possiamo dare, però era normale, ci sono anche degli accordi commerciali, cioè Xiaomi ha avuto la possibilità di essere la prima a presentare l'865 e comunque ha dovuto fare per forza un telefono con l'865 e di conseguenza seguire quel prezzo. Poi dopo con appunto Poco F2 eccetera eccetera riuscirà sicuramente a dare l'865 in altri modi, però doveva per forza fare sì, scenderà il prezzo, però era normale che uscisse a quel prezzo lì così alto, anche se poi la community si è arrabbiata, insomma, o comunque c'è rimasta male, gente che non ha mangiato, cose così, insomma. Si sono stracciati le vesti e battuti il petto. Esatto. Bene, quindi questa cosa qua, sono d'accordo comunque con l'intervento di Iki, sono d'accordo con tutti perché devo fare quello gentile e simpatico. No, sto scherzando. Esatto. Allora facciamo una cosa, dato che è arrivato Gallu, che sarebbe Nicola, giusto? Non dovevo dirle il nome, devo censurarlo? No, va bene. Benvenuto. No problem.
Ok, quindi stiamo parlando del Poco F2. Tu vuoi dire qualcosa del Poco F2? Prova. Ma il Poco F2 devo dire che l'ho visto, dal design mi piace. Sì, c'hai un audio potentissimo, veramente, sei virile con questo audio. Ho 200 decibel di audio, vai, Rocco Siffredi dei microfoni, vai. Aspetta, Rocco Siffredi, ecco Rocco Siffredi. Adesso è una meraviglia. Voce ancora più profonda. Faccio partire allora. Vai. Ma devo dire che mi piace la scelta stilistica, che alla fine sì, è un K30. Non ho molto da dire. Vediamo come si comporterà al lancio e vediamo che Xiaomi non faccia delle robe strane con il software. E Cosa vedremo. intendi per cose strane con il software? Ci sono stati degli aggiornamenti firmware che hanno un po' rovinato un po' peggiorato l'esperienza utente, specie per la batteria. Almeno. Ma tu dici per la MIUI 12, cose così? Su MIUI 11 per Mi 6. Okay. Alcuni del gruppo internazionale Mi 6 si sono lamentati di peggioramenti a livello batteria. C'è un gruppo internazionale Mi 6, cioè Sì. proprio è una bandiera. C'è il gruppo internazionale per ogni telefono, c'è la federazione dei gruppi Telegram, ma almeno non so se posso chiamarla federazione, ma c'è un'organizzazione a livello internazionale non serissima di gruppi di modding di telefoni. Se non sbaglio, però mio zio, sentendo questa cosa, ha detto: no, scherzo, no. Io cerco di trovare sempre la scusa per la mia somma. Comunque, no, a parte gli scherzi, cioè veramente complimenti al Mi 6 per la sua community, cioè, perché siete insopportabili, cioè, l'adorate veramente. Siete insopportabili. Cioè, è una cosa pazzesca. Io onestamente, veramente, se avessi possibilità farei questo. E mi butterei giù dal coso. E giù dal burrone. Esatto, insopportabile. Però vabbè. Sì, non so ragazzi, cioè, quello della MIUI 12 io penso che sia normale, no? Cioè quando esce... immagino di sì, quello lì è base, cioè è nuovo. Esce la nuova major release, esce, insomma ci sta che insomma sia un po' acerba e poi dopo venga un po' affinata, quindi ci può stare che vada a inficiare insomma sulla batteria o su altri aspetti di questo genere. Intanto sul gruppo Telegram, infatti facciamo un po' di una piccolissima pubblicità, iscrivetevi al gruppo Telegram e ovviamente iscrivetevi alla mia community mi.com, no, anzi scusate, c.mi.com/it/pro, no, sto scherzando, c.com.it. Detto bene, Dave? Correggimi. Detto bene, sì. No, sì. c.com. c.mi. Citua, che io non... Vabbè, non lo so, poi dopo vi correggerò. No, scherzo. Com'è? Vabbè, non si sa. c.mi.com. Ok, ma penso che un presidente del Friuli Venezia Giulia non sa neanche la sua... Comunque in questo momento sul gruppo Telegram c'è il nostro amico Riccardo Bellia, non devo dire il cognome, Riccardo, dico solo il nome, Riccardo, che ci manda una foto che in questo momento è davanti allo stabilimento della Birra Castello, orgoglio friulano. Io abito lì della Birra Castello. Esatto. Che poi per gli amici veneti sappiate che lo stabilimento della Birra Castello fanno la pedavena. Ecco. È vero. Scusa? La pedavena. La pedavena. Ma pensate. Ma pedavena perché la fanno per vena, capito? Scusate, ma c'è sorella che voleva dire una cosa sulla pedavena. Proprio bene. Vabbè. Sì, lo so, sto diventando pesante questa cosa. Niente, quindi ok. Vogliamo dire qualche altra cosa sul Pocophone? No? O sì? Anche perché siamo
in questo momento, poi coi tagli contro tagli sarà sicuramente meno, però siamo su 47 minuti di registrazione, però va bene. C'era sì. una registrazione. No, la stiamo facendo, non sappiamo se poi diventerà effettivamente, anzi in questo momento state dando tutto il vostro consenso a utilizzare la vostra voce, è vero Toraso? Silenzio assenso. Facciamo un podcast. Ma sì, proviamo, vediamo. Proviamo però allora ho una cosa da dire. Che Vai. io me lo sogno di notte che devo sponsorizzare qualcosa. Quindi se volete sponsorizzo c.me.com, basta che lo faccia io. Vai. Se vuoi ti metto una musica... Vado? Vai? Sei pronto? No, ma cosa devo dire? Devi farmi te la scaletta. No, se vuole... io avevo capito niente. Pensavo che tu volevi pubblicizzare qualcosa. Non so, Sì, tipo... ma è presente tipo quando ci sono i canali che parte anche Linux Tech Tips che fa sempre, che parte un discorso, poi si blocca e butta dentro. Ho capito. Scusi, sono stupidotto, mi cancello dopo. Non c'ero arrivato. Sì, ho capito. No, vabbè, sai cosa mi fa ridere? Che in questo momento ci starebbe, anche se non lo siamo veramente sponsorizzati, ci starebbe che diciamo, bene, adesso parliamo di NordVPN. Esatto. O di Raid Shadow Legends. Esatto. Oddio. Va bene. Ok, quindi Exception. abbiamo parlato di questa cosa qua. Io direi parliamo di un altro argomento, solo per fare capire che almeno parliamo di due argomenti. Vogliamo parlare della Mi Band 5? Vogliamo dire qualcosina? Arriverà? Assolutamente sì che arriverà. Intanto un attimo c'è Ricky, se puoi disattivare il microfono che ci arrivano folate di birra. Il vento. Esatto, Un mio amico mi ha inviato un link di AliExpress, credo, per una Redmi Band e sono rimasto sorpreso. C'è anche quella dell'Amazfit, no, com'è che si chiama? Sì, Amazfit. Amazfit, sì, qualcosa. Ma mi ha preso la sprovvista, non credevo che anche Redmi si fosse buttata sul campo del fitness. Ed è quella l'Amazfit ha fatto quella curva carina, se non mi sbaglio. Il display curvo? Sì. Ah, sì, quello della curva. Quindi voi state parlando di quella che è ancora un progetto su Indiegogo, se non erro? Quindi non è ancora ufficializzato, cioè insomma non è, tra virgolette, in produzione o prodotta, è un progetto ancora Indiegogo. Questa è una paraculata che stanno facendo, insomma, per iniziare a pubblicizzare / vendere prodotti. Non dovevo dirla sta cosa, però insomma è così. Sì, è una buona idea. Sì, quindi quella lì è su Indiegogo, se non erro, mentre la Redmi Band, come diceva Nicola, è già in vendita, no? Su AliExpress. Sì. Costa meno, mi sembra che costa tipo 13 euro, dollari. No, io ho vista 19, mi pare di ricordare. Non ho molto a memoria, sono un po' fuso adesso. Ma credo come un po' tutti noi dopo 2 mesi di quarantena a casa. Almeno questa è la mia idea. Aspettare un pelino e prendere la Mi Band dopo un po', magari incomincia qualche offerta, magari anche sulla Community Show. No, sto facendo la pubblicità, no, sto scherzando. Devo farle io quelle. Vai Toraso. Dove possiamo acquistare la Mi Band? Beh, praticamente c'è uno sconto del 20%, trovare in descrizione, per la Xiaomi Mi Band 5. Quindi mettete un mi piace e attivate la campanellina. No, scherzo. E il codice bene amici. Bene amici! Vabbè. No, però effettivamente io aspetterei un po' a prendermi la Mi Band normale, cioè insomma che un prezzo decente, e la Redmi proprio magari regalarla a tuo nipote che ha 12 anni. Cioè, o tuo nonno che non ne sa niente, che la perderà nel cantiere, che guarderà a mani congiunte dietro la schiena. Esatto, si vedrà questa cosa al polso, ma non capirà per quale motivo c'ha sta cosa al polso da un mese, quindi non è neanche carica.
Però va bene. E in questo momento arriva una birretta da parte di Christian sul Mi Fan Club Friuli Venezia Giulia, di Lacher, non so pronunciarla perfettamente. Bene, quindi è una sporta La ovviamente. Villacher. Oh, Sì. nice. Comunque, io vorrei dire che io mi Nice. sento un po' ospite in questa puntata, perché... Oh, povero Dave, perché? No, dai, c'hai le chiavi No, di casa, puoi entrare. sì, ho cioè, le c'hai chiavi di casa, ma diciamo che dei miei ospiti non c'è nemmeno uno. Questa cosa mi ha Io? deluso un po'. Un F per il Mi Fan Club Veneto. Esatto. Io non ti No, c'è il abbandono. Torase del Veneto. Fai pubblicità anche il Ah, tuo. è vero. Scusa. Avete dimenticato il mio dialetto veneto? Che è una meraviglia. Il tuo accento è Sì, ma te fortissimo. lo fai Ti prego, testa. di qualcosa. Cosa devo dire? Non in so, come ho detto puoi anche male. leggere le istruzioni di qualcosa, farà ridere, perché io lo so, sto per dire una stupidaggine e lo sanno tutti, però il dialetto, anzi non il dialetto, la cadenza veneta è figa perché sembrate sempre ubriachi, no? Cioè, è fantastico. Ma A me fa ridere quando... Forse non è lontano dalla verità, eh? No, O a non me- si siamo nella sottile linea rossa tra l'essere veramente ubriachi. Vabbè. No, guarda, a me fa ridere il dialetto veneto, soprattutto quando si prendono si insultano. Cioè? Cioè, tipo, vai in No, Calcio. devo censurare tutto. Mare Ma- o- Questa è una chat No! family friendly, attenzione. Non so, io non la censurerò questa cosa qua, dai. Però sì, no? togliala loro. Togliala loro della chiamata. Va bene, quindi torniamo, ragazzi, un po' di serenità, stiamo facendo anche cultura noi, quindi stiamo parlando no scherzo, comunque stiamo parlando della Mi Band 5. Quindi uscirà, non uscirà? Sì, certo che uscirà, ma figurati, è meno probabile. Come sarà? Noi, dalle immagini che sono liccate insomma online, si vede questa foto di questa Mi Band a schermo pieno con un buco al centro. Bello. Sì, quindi che sia schermo pieno ci può stare. Penso che potrebbe essere, a meno che Xiaomi non faccia la solita cosa che cresce un pochino lo schermo fino a quando arriverà al 100%, ma non lo so. Però così sembra full schermo. Potrebbe esserci anche una Mi Band 4C, dicono. Sì, Se dovrebbe essere la all'NFC versione mi tipo- arrabbio. No, la Mi Ma Band scusami. 5 dovrebbe essere certificata con l'NFC, Dovrebbe Io vorrei avere- dire questa cosa dell'NFC, vi Oh, faccio rabbia. una domanda a provocazione, poi se volete rispondete. Io sono un assolutamente pro, quindi non un contro, ma un super pro dell'NFC al telefono. Cioè, secondo me oggi nel 2020 non avere l'NFC e non utilizzare, caro il mio amico Mi6, che non c'ha l'NFC e non lo puoi utilizzare. Ah, no, Ce voi lo l'ho potete utilizzare, l'NFC. ce l'hai. Ce l'ha l'NFC, fra. Oddio, mi sono- L'NFC ce l'ho. Non insultare Beep. Cosa credi, Greg? Sì. Vabbè, comunque, insomma, dicevo, l'NFC secondo me nel telefono è giustissimo, è una cosa proprio È un inevitabile must. oggi nel 2020, è un must, soprattutto adesso veramente che non possiamo toccare soldi, cose così, veramente importante averlo ed è comodissimo. Però io ve la butto lì, domanda provocazione, no? Ma l'NFC sulla Mi Band non sarà un po' pericolosino? Cioè io vi immagino quella scena dove tu sei, vabbè che ci sta la distanza, adesso 2 metri, 1 metro e mezzo, però immagina che tu stai lì tranquillo sul tuo treno, no? Oh no. Allontanarsi dalla No, scherzo, vabbè. Comunque sei nel tuo treno, tranquillo, si avvicina uno e ti fa una bella sniffata di NFC, un micropagamento e ti frega. Cioè, non lo so, cioè nel senso ovvio, sto facendo, la sto buttando effettivamente insomma sul terrorismo. è un e problema sul... questo. No, perché un conto è il telefono che puoi attivare, disattivare facilmente. ma un Personalmente conto- ma col secondo toggle, me- fatemi parlare che sono pagato per parlare, sto scherzando. Quindi sul telefono è più facile, fai col toggle, finisco col toggle è ok, ma sulla Mi Band forse sarà un po' più complicato, te lo devi ricordare, non te lo devi ricordare. Non so se sia così comodo effettivamente avere un NFC. Ma può essere che... A voi la parola, vai Dave, che tu sei l'altro host di questa... No, ma può essere osteria. che comunque per utilizzare l'NFC del telefono tu debba avere il telefono sbloccato? Ah, tu me la Sì. butti sulla...
Sapete che non avevo pensato a questa cosa, quindi cioè se io finché ho il telefono bloccato, finché ho il telefono bloccato, l'NFC non lo piglia della Mi Band. Quando io sblocco il telefono posso pagare. THP, qua ci vorrebbe un THP di Toraso, qualcosa in Veneto, dai, ti prego, tipo oppure un semplice coso di conferma. Aspettate un attimo, scusate che mi volevo giocare alla soundbar, quella virtuale. Vai Toraso. Ghetto cappio. Esatto, cioè, quindi voi pensate che se non è sbloccato, giustamente, se non è sbloccato non lo puoi... Ma anche la conferma stai pagando dal Mi Band. Però, allora, perché il Mi Band 4 ha la capacità touch per rifiutare una chiamata. Esatto. Però, scusate, adesso mi viene questo. Che senso ha sbloccare il telefono e poi fare il pagamento con l'NFC? A sto punto sblocco il telefono. Allora, a quel punto lì si sblocchi il telefono e effettui il pagamento. Ma pensa che ancora... No, aspetta un attimo, Greg. Fate chiarezza su questa cosa, se no non dormo stanotte. Allora, l'NFC non è niente di che, cioè semplicemente vanno a contatto e c'è uno scambio di identificativi. Sì, non è nessun passaggio, cioè sono pochissimi byte. Per cui ha senso il discorso di fare il toggle di conferma, no? Perché tanto comunque il Mi Band passa per il telefono. Il Mi Band passa per il telefono. Corretto, ok, corretto. Però è vero. Se devo sbloccare il telefono. Però immagina se tu hai un Redmi Note 7 che è regalato a tua madre e tua madre dice che figo, posso pagare col braccialetto. E quindi lei per forza deve sbloccare il telefono. Cioè, nel scusa, senso che senso ha? Allora, l'NFC lo mettiamo sulla Mi Band 5 perché tu sei deficitario di NFC sul telefono? E per quello poi può esserci la conferma di sbloccare il telefono. Però scusa, Mi Band? Chissà che non mi incazza. No, però ma puoi farlo anche sulla Mi Band. Sì, no. Siccome Greg chiedeva ma che senso ha sbloccare il telefono se ha l'NFC sia sul telefono che sulla Mi Band, nel caso in cui tu non hai l'NFC sul telefono e quindi ti chiede magari di sbloccare il telefono appunto perché devi dare la conferma, non so se mi avete capito, ma comunque va bene così. No, io intendevo il fatto che scusate, la richiesta di conferma ti arriva sul braccialetto. Sì, no, certo. No, certo, ma... Quindi dici che non è l'NFC, cioè la RXTX, scusa, non so come dire, in questo momento RXTX non lo fai tramite il bracciale, tu dai solo conferma. No, tu tocchi col bracciale, ti arriva la conferma della conferma. E tu la conferma la dai sul bracciale stesso? Che cosa? Tu la conferma la dai sul bracciale stesso. Esatto. Quindi tipo, che ne so, faccio l'esempio, salve, ha comprato 12 bottiglie di birra Castello. Sì, prego, paghi pure, pago col bancomat, che se gli dici che paghi con l'NFC la cassiera va in balla. Non capisce nulla. Esatto, va in paranoia. Tu ti avvicini al post e lei ti guarda tipo, cosa sta facendo? No, scherzo, comunque insomma ti avvicini col bracciale, si sente il blimp e quindi tu poi dai la conferma dal bracciale, giusto? Esatto, come con Apple Pay e l'Apple Watch. Ok. Ma così mi convince. E ti dirò, perché alla fine lo schermo del Mi Band è touch. Come dicevo prima, i tasti per mandare in vibrazione o rifiutare una chiamata appaiono e funzionano. Mm-hmm. Quindi sei tranquillo da quel punto di vista. Magari lo fai vibrare nel momento in cui... cioè, voi presupponete che sia così oppure è così? Cioè, se avete presupponiamo. Che cosa presupponiamo? Che sia così con la conferma sullo schermo. Ci dovrebbe essere. Quindi signore, mi chiamano. Chiamano Nicola. Vabbè, comunque non lo sappiamo, lo scopriremo solo vivendo, andiamo avanti. Ma allora a questo punto io chiedo, no? Quel forellino che c'è sulla Mi Band 5, la specie di cerchietto, che cos'è? Sarà il tasto home.
Ammazza, così, cioè, tu dici che è così grande, cioè fanno un buco, fanno un hole. Ma io non l'ho mai così grande. non l'ho vista questa immagine, ce l'hai da qualche parte? Sì, te la sto Assolutamente sì, condividendo. adesso la metti su Discord oppure la metti... Sì, dai, su Discord. La metto su Discord io che forse frego il mio social. L'ho messa. No. Ah, nice. Che bellina. Però, sì, oddio, non lo so se è vero o meno, è un'immagine liccata, quindi non so, però dovrebbe essere così. Ma io ti chiedo, quella voragine lì, quel buco lì, cos'è? Ma no, dai, non sarà così. Sarebbe fighissimo se fosse un'impronta digitale. E infatti, Esatto. se fosse tipo l'NFC che per autenticare il pagamento devi usare l'impronta digitale. Esattamente, Esatto, sarebbe una figata. Allora, facciamo partire un extra life per tutti. Va bene, perché secondo me ci può stare che se quello, forse abbiamo risolto un arcano, possiamo aprire anche un canale Twitter dove diciamo, secondo noi è così. Va bene, Oppure va bene. potrebbe essere talmente tecnologica che non è altro che un sensore dello sblocco del volto 3D che quindi... Oppure potrebbe essere un buco dal quale esce dello spritzabberol. Ta-ta-ta-tan! Ah, ci sta quello là? Quante Aspetta, risate? non lo trovo. Sì, infatti non ho fatto nessuna... Vabbè, pensavo, però potreste farlo anche una risatina, che poi la registro, no? Faccio... Aspetta, dov'era? No, potresti prenderti, sai cosa? La risata... quella... No, la ripeto di nuovo e faccio così, guarda. Ah, potrebbe essere un buco dove esce lo spritzabberol. Che non ride nessuno. Vabbè, ok. Va bene, quindi... Allora, adesso se il mio collega, nonché socio, nonché amico, nonché amante. Ospite. No, questa mi fa paura. No, no, ospite, no, è che tutti abbiamo le chiavi qua di Eosteria, anche perché poi voi potreste utilizzare il server anche per parlare tra di voi. Cioè, se io un domani devo chiedere un consiglio per una tastiera figa a Toraz, cioè, posso dire, oh, ci vediamo fra 2 minuti su Eosteria e parliamo tra di noi di questa cosa. Cioè, avete le chiavi, ragazzi, non ci sono... La chiave sta sotto lo zerbino, lo sapete, no? Sta sotto. Quindi io direi che se siete d'accordo la finiamo qua perché abbiamo fatto 1 ora e passa, però prima finiamo su una cosa, su un prossimamente. Io direi prossimamente faremo tipo un'altra scaletta, magari la rendiamo pubblica così potete anche essere d'accordo o meno, prepararvi, non so se volete. E poi, ripeto, prossimamente, magari potremmo parlare anche di modding, dato che qua c'è Nicola, c'è Ricky, cioè, insomma, Yes. non so se Toraz fa modding. Sì. Ecco, bene. Quindi siamo tutti nerd. Anch'io faccio modding, chiedendo agli Sì, altri. siamo tutti, penso che Bravo, solo... Carcalo. Nessuno di noi, sì. Tutti abbiamo avuto questa simpatica tradizione barra attività di fare modding. Quindi io direi prossimamente magari ne potremmo parlare, magari ognuno dice la sua sulla migliore custom ROM, insomma, oppure la propria esperienza su come fare o magari quali siti indicare come primi passi, insomma, fare come sta facendo in questo periodo Dario che sta flammando potentissimo sul gruppo. No, mi fa piacere perché vuol dire che è attivo. Insomma, così che salutiamo, insomma, perché è uno degli ultimi arrivati e basta. Quindi adesso però, se voi siete d'accordo, Dave farà un'estrazione a sorte e dirà a uno di noi, a uno di voi, di presentarsi, dire qualche parola su di esso, esso stesso, e quindi insomma, Dave, decidi tu chi. Toraz, vado sul mio concittadino veneto. Chi è che ha un'altra tastiera meccanica però? Io? Mamma mia, anche in Friuli abbiamo le tastiere meccaniche. Dai, e quale c'hai, Nick? Io ho una... aspetta, Cooler Master Keys Pro L con io ho la S. bianchi. Il fratellino minore. Esatto. Ma perché giocate online, immagino, la tastiera meccanica c'era quello. Sì, anche.
Io mi trovo bene. Per scrivere da Dio. Esatto. Ma i vicini di casa sono contenti della vostra scelta? Ma i miei non dicono nulla. Si lamentano più di tutte le volte che urlo perché sclero. Vabbè, ma in un certo senso fai ingegneria, quindi ci sta, te lo meriti, insomma. No, niente ingegneria. Penso Informatica che e basta. Ah, ok. Informatica, scusa, mi ricordavo ingegneria. Niente. Allora, Pensavo extra. Pensavo che stessi che urlassi per flammare il Garen di turno che si butta. Ah, beh, quello sempre. Quello sempre. Comunque. Allora, sono un Mi fan da molto tempo. Sì. E comunque ho la passione dell'informatica, anch'io studio università e studio informatica. Ma allora tu praticamente sei il Nicola Veneto. Sì, praticamente sto collegando adesso i punti, quello che ha Anche detto. Ricky mi sa che studia informatica, può essere? Che in questo momento c'è il microfono disattivato e lui si sta avvicinando come una faina per riattivarlo e poter dire sì o no. No, se sta Sì, Eccolo. Adesso più avanti. Anche tu fai informatica? Sì. Ah, ok. Va bene. Invece io e Dave si sa che facciamo osterie e basta, no? Va bene, andiamo avanti. Quindi noi facciamo gli alcolizzati. Sì. Che sono cresciuto con uno Xiaomi Mi 5 che poi però ho dovuto abbandonare e ho passato a mio padre. Beh, si sa. Sì, ormai aveva anche la sua età. Esatto. Sono due cose che si passano sempre a qualcuno, lo scolo e il proprio telefono, insomma. Vabbè, questa non era male, potevate ridere. Che cavolo. Vabbè, sì, potrei raccontare di quella volta che ho conosciuto Carcalo, che è stato in un negozio della Xiaomi. Lui probabilmente non lo sa che sono io. Ma scusami, allora conosci anche me, perché sei stato il giorno della presentazione, cioè dell'inaugurazione della... È stato il giorno dell'inaugurazione? Sì. E allora c'ero anch'io. Ma io conoscevo Carcalo perché è l'admin del gruppo, quindi... conoscevo. Siccome io ero accanto a Carcalo che lo aiutavo a fare... Ma non avevi la maglietta arancione? No, ma era il pelato di turno, il pelato di Brazzer. Surprise, motherfucker! Ed era quello vestito di nero con gli occhiali comunque. Beh, come sempre, nel senso anche il pigiama nero, quindi figurati. Insomma. Comunque, parlando anche della mia voglia di sponsorizzare Xiaomi, sì, che comunque ho abbastanza... ma tu lo sai che muore un bambino... E nasce un indiano. No, muore un bambino è brutto, non posso dire, la devo censurare. Greg, ricordi di censurare? Muore un agnello nelle valli scozzesi. Mi sembra un po' la premessa che nel film di Aldo, Giovanni e Giacomo, che Aldo deve conquistare la Cortellesi davanti al tavolo e fa la storia della gazzella e del leone. Sì. Comunque muore un agnellino scozzese ogni volta che tu dici Xiaomi, sai, no? Adesso non è per criticare, quando tu fai sentire la X, forse perché tu in quanto Veneto, Venezia, cioè no? Non ti viene? La X è ovunque, anche su Venezia. Xiaomi, Venezia, Xiaomi. Vabbè, questa me la meritavo. Quindi insomma tu avevi il Mi 5, ho capito. Sì, ma c'è anche altri prodotti, cioè tipo ne so, spazzolini, cose così. Cioè, no, ho lo Xiaomi Mi Laptop Pro. È morto un agnellino in questo momento. Dai, scherzo, dai! Ho il Mi Notebook Pro. Wow. E comunque ho tutta il range del Mi Band perché quelli costano poco, posso prenderli quanti ne voglio. Ma li rivendi oppure tipo, non so, li regalo. Di contrabbando. È la classica idea da Natale e non so cosa regalare e quindi regalo Mi Band in giro. Quindi insomma sei come
la cravatta o il portafogli o le calze della nonna, cioè nel senso chiunque Esatto, io sa che mi- Torase regalerà comunque una B-Band quest'anno, può essere la 5 come può essere la 4. probabilmente sarà la 5 se esce. Ho capito. Va bene, quindi grazie Torase per la tua presentazione, pensavo che dicessi tipo no, non voglio dire niente, non me ne frega niente. No, io ringrazio Carcolo per avermi fatto partecipare. Ma figurati. E vorrei solo dire a Carcolo che bisogna fare qualcosa nel gruppo perché sta veramente morendo quel povero gruppo. Lo so, ma più di fare eventi online... Ah, infatti vedo la tua grande volontà e lo spirito di squadra che utilizzi. Quindi voglio No, dire... qua la buttiamo, là, dobbiamo difendere perché se poi ascoltano i piani alti e sto podcast qua, cioè dobbiamo difendere subito. No, ma sai, Toras, la problematica, come sai bene, è del Covid-19. In questo periodo Malware storico umano. non possiamo effettuare alcun tipo di socializzazione ed evento pubblico. L'assembramento non è possibile e di conseguenza non possiamo fare nessuna attività di Mi Fan Club classico dal vivo e possiamo farlo solo in virtuale. Ma comunque, scherzi a parte, vedrete che insomma quando tutto finirà e ci sarà... Faremo una Noi metteremo- spedizione, sarebbe figo andarsi a ubriacare tutti quanti in Friuli e poi viceversa, dal Friuli in Veneto, insomma. Facciamo a Pordenone, facciamo una via di mezzo, non so. No, però veramente, poi faremo sicuramente delle cose, oppure se la cosa si prolunga, compreremo dei pannelli in plexiglass e no, scherzo. Vabbè. No, però veramente voi vedrete che... Lanceremo il vino da una parte all'altra del vetro. Però sono contento, innanzitutto, allora a questo punto facciamo i saluti finali, anche perché siamo a 1 ora e 14 di registrazione. Ricordo Tutto va sempre bene, comunque il spero sito che non si- c.mi.com dove potete trovare le ultime informazioni relative al mondo Xiaomi. Mamma mia! Sei una Professional. meraviglia, oh, sei una meraviglia. A questo punto faccio anche il classico. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Penso che Nicola ogni volta perde un anno di vita quando sente il Trenitalia perché gli ricorda tutte le volte che va a fare il pendolare. Mamma mia, terribile. Anche Ricky, no? Penso che anche tu sei pendolare. Sì, ma io ho Corriera. Aspetta, scusa una domanda. Ma le corriere del 2020 in Friuli hanno il wifi? Ma che È limitato, cioè, c'è ma è limitato. Hai un tot. però c'è. Il Veneto no. Non mi dire che in Friuli siamo avanti. Niente, allora ragazzi, che vi devo dire? Mi ha fatto veramente piacere, dopo passo a Dave, mi ha fatto veramente piacere della vostra presenza qui, della prima puntata di Osteria 0001. Spero che poi insomma riuscirò a trovare il tempo e a fare i tagli giusti e magari a fare una puntata di qualcosa e poi possiamo mettere sul gruppo se siete d'accordo, naturalmente. Quindi sì, silenzio assenso. Sì. Silenzio, sì. consenso. Bene, quindi assoluto. Niente, sono contento che abbiamo fatto queste cose qua e passo la brocca a Dave, l'altro mio Oh no, le brocche. No, non quella brocca, mi raccomando. La brocca No, di- io e Riccardo sappiamo, le brocche sono una no, brutta raga, cosa. adesso a costo In che università da veramente- noi. Ah, ok. Perché da buon veneti le Ha brocche capito. sono La altre brocca è cose un'altra ancora. cosa. Esatto. Dai, a parte gli scherzi, io ringrazio Pasticcio di Ragù che è stato qui con noi oggi. Grazie. Porta avanti Grazie a voi. la bandiera veneta ed è presente comunque. E niente che dire, speriamo che sia il primo di molti. Prossima volta vi giuro che ci prepariamo meglio una scaletta come fanno i veri Ma presentatori. che non siamo andati male, ma chi se ne frega, ma dai, per quello che ci pagano, No, dai, alla sto fine scherzando, siamo sono 20 centesimi a kilobyte, quindi insomma, no, scherzo. Siamo un'osteria e quindi ci parleremo di giusto quello così. esatto, parleremo di quello che ci piace. Basta. Direi di partire con la sigla finale. Seguiteci sulla community, su Telegram, su Instagram e tutte quelle cose. Attivate la campanellina
Sto scherzando, iscrivetevi al canale e vai con la sigla finale.